Buongiorno, ben trovati telespettatrici e telespettatori di Focus TG, tutta la cronaca da nord-est in questa ora e mezza in cui staremo insieme, tanti collegamenti aperti come sempre con tutto il territorio. Vi dico già che stiamo attenzionando quello che sta accadendo a Venezia, fra poco ci collegheremo con Tessera, sono centinaia le persone che stanno protestando davanti la sede di Leonardo, stanno protestando contro la guerra e la conseguente economia di guerra. Poi a Padova, con un incendio che ha distrutto un casolare, c'è un anziano intossicato e andremo a Codevigo con Marta Zatta. Poi a Treviso per un importante progetto antibulli e poi fra pochissimo, anzi la vedo già collegata, la nostra Luisa Bertini con Simone Squarcina che si trova a Schio. Partiamo quindi da Schio, dalla serata ad alta, altissima tensione che si è vissuta ieri sera. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori, buongiorno anche al nostro ospite, il sindaco Cristina Marigo, sindaco di Schio, perché ieri sera, come anticipavi, è stata una serata ad alta tensione. Tutto parte con una manifestazione indetta da Forza Nuova che doveva essere una passeggiata per la sicurezza e da una contromanifestazione del centro sociale e poi è finita, diciamo, con dei tafferugli. Che cosa è successo ieri sera? Sì, praticamente la questura aveva dato delle prescrizioni in relazione a come doveva svolgersi questa passeggiata per la sicurezza e aveva prescritto ad Arcadia e ad Ampi di stare fermi in piazza Statuto e in piazza Rossi. In realtà ad un certo punto Arcadia e Ampi hanno avanzato verso piazza Almerigo e allora ci sono problemi con il segnale da Schio, fra poco quindi torneremo a ricollegarci con Luisa Bertini, ma le immagini lasciamole pure Tony, perché sono immagini che appunto raccontano una serata ad altissima tensione. Ecco, forse Luisa adesso mi risente. Luisa. Ci sei? Sì, noi ci siamo, ripartiamo da dove eravamo rimasti, dall'indignazione del sindaco che già aveva preso distanze da entrambe le manifestazioni e poi ieri c'è stato questo epilogo, questa forzatura del cordone della polizia. Sì, proprio questo, io sapevo che sarebbe andata a finire così, perché quello che viene cercato, soprattutto da, in questo caso Arcadia e Ampi, è lo scontro. Allora io ritengo se qualcuno vuole manifestare la propria idea lo faccia pure, ma rispetti le prescrizioni della questura e eviti di venire a Schio a creare problemi, perché poi alla fine hanno cercato di andare verso la piazza Almerigo cercando di incontrare quelli di Forza Nuova e ovviamente la polizia ha dovuto bloccarli perché questo non sfoci in uno scontro vero e proprio. Ecco, tutto parte da un tema, che è il tema della sicurezza. Giusto manifestare, giusto rivolgersi agli organi competenti, in che modo va gestito? Anche in termini proprio di enti locali. Ma allora, il tema della sicurezza è un tema che riguarda Schio come riguarda molte città. È sicuramente sentito dalla popolazione, però ricordiamo che gli enti competenti, le istituzioni competenti per la sicurezza, e l'ho detto anche ieri sera, sono le forze dell'ordine. Perciò a loro ci si rivolge e a loro io mi rivolgo per ottenere maggiore sicurezza, ma in particolar modo i carabinieri. Ieri sera sul territorio c'erano almeno 60 agenti tra carabinieri, vigili e polizia chiamata direttamente dalla questura che sono stati totalmente distratti dal territorio sul quale tranquillamente chi voleva magari fare furti o quant'altro poteva agire. Cioè io non credo che questa sia la soluzione. Certamente bisogna fare un focus e manifestare per denunciare un problema. Però io non credo che la risoluzione del problema sia venire a manifestare a Schio e poi addirittura andare in cerca dello scontro, perché poi alla fine era già stato tutto pensato, era per quello che non volevo che succedesse questo. Lei infatti aveva già annunciato il fatto di prendere una posizione imparziale, nel senso di prendere le distanze da entrambe le manifestazioni. Assolutamente sì. La prima l'avevo detto molto chiaramente perché non capivo il senso che un movimento politico come Forza Nuova di Padova, Monselice che fosse, venisse a Schio per fare questa passeggiata della sicurezza, che comunque avrebbe mosso in qualche misura la questura con agenti. Dall'altro lato io penso che
una contromanifestazione non potesse che portare a questo. Rischiavamo anzi lo scontro, e in questa sede anzi voglio ringraziare proprio la Questura di Vicenza, che in questo senso si è mossa benissimo, in maniera veramente preventiva, con grande attenzione, con i propri dirigenti presenti ieri sera, perciò li ringrazio veramente di cuore, perché hanno evitato il peggio. Però non è possibile, ripeto, dovete manifestare un'idea, rispettate le prescrizioni della Questura, perché dobbiamo sempre finire a questi scontri. Schio non è un'arena. Chiarissimo. Ringrazio il sindaco per essere stata con noi in linea allo studio. Insomma, davvero una serata ad alta tensione, e fra poco, vi ricordo, ci collegheremo anche con Tessera, dove è in corso un corteo dei centri sociali davanti alla sede di Leonardo, un corteo annunciato ma che sta avendo un'ampia partecipazione, centinaia le persone presenti da tutto il nord-est. Fra poco ci collegheremo con Ilaria Marchiori. Ma veniamo alla cronaca, vi riporto al pomeriggio di paura vissuto ieri a Rosà per un incendio. Paure a Rosà nel tardo pomeriggio. 2 persone sono rimaste intossicate dal fumo di una stufa a pellet malfunzionante. Una donna di mezza età e una ragazza si sono sentite male dopo che l'abitazione si è riempita di fumo a causa della cattiva combustione della stufa. Entrambe sono state trasportate all'ospedale di Bassano del Grappa. Scampato l'incendio fortunatamente, ma i danni all'interno della casa sono evidenti, con muri e mobili anneriti. L'allarme è scattato verso le 16:30 in questa abitazione all'incrocio tra via Sant'Antonio e via San Spiridione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Bassano, i carabinieri di Rosà e gli operatori del SUEM 118, che hanno messo in sicurezza l'area e soccorso le 2 donne. Tra l'altro fra pochissimo andremo a Codevigo nel Padovano per un'altra notte di paura, un altro incendio in abitazione con un uomo che è rimasto gravemente intossicato. Ci collegheremo per questo con la nostra Marta Zatta, ma rimaniamo nel Padovano per la carambola fatale lungo la Monselice Mare. Schianto fatale a pochi passi da casa. È stato infatti un impatto devastante, auto contro auto, quello avvenuto lungo la Monselice Mare, costato la vita a Gino Zago, 81enne di Monselice. L'incidente è avvenuto all'altezza del cavalcavia di Pozzonovo. Nell'altro veicolo coinvolto un Audi A5 dove viaggiava un 24enne di Este, diretto a lavoro a Tribano. Il giovane è rimasto ferito, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Dalle prime verifiche dei carabinieri sembra che l'Audi stesse scendendo dal cavalcavia della A13 quando la Panda guidata dall'anziano si è messa lungo via Pozzonovo. Lo scontro laterale sul lato destro della Panda avrebbe innescato una carambola fatale. L'utilitaria è andata distrutta mentre l'Audi è stata proiettata fuori strada e si è ribaltata nel campo sottostante. I vigili del fuoco di Este hanno estratto i 2 conducenti, lavorando in coordinamento con il personale del 118. Il 24enne rimasto cosciente è stato portato all'ospedale di Schiavonia. Per Zago, invece, nonostante i tentativi di rianimazione, i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso. L'area è stata messa in sicurezza e la polizia locale di Monselice ha regolato il traffico rimasto congestionato fino al tardo pomeriggio. Le cause esatte dello schianto saranno chiarite dagli accertamenti delle forze dell'ordine, in un tratto di strada già noto per incidenti gravi nonostante limiti e controlli frequenti. Allora, vi dicevo, la protesta dei centri sociali a Tessera, non so se Ilaria Marchiori mi sente, ma è una giornata di mobilitazione. Siamo nei pressi di Leonardo. Ilaria, mi senti? Ilaria, sei bridata? Sì, tutto a posto. Ilaria forse non mi sente ancora, ma mi sentirà a brevissimo. Intanto vedete le immagini di Simone Merlo. No. Eccoci Ilaria. Cristian, Buongiorno Ilaria, sì, ti sentiamo scusami forte e Cristian, non chiaro. riuscivamo a sentirti perché... Ci mancherebbe. Benissimo, perché ovviamente come potete immaginare non è semplice riuscire a sentire anche lo studio. Vi voglio far vedere dove siamo. Innanzitutto ci troviamo di fronte all'ingresso di Leonardo e quelli che state vedendo sono i manifestanti che sono partiti con il corteo dal parcheggio del Casinò di Ca Noghera, mentre alla mia destra
ci sono gli agenti in tenuta antisommossa, vediamo i carabinieri e la polizia di Stato. Qui insieme a me c'è Stella Fai dei centri sociali del Nord-Est. Allora Stella, voi avete deciso oggi di manifestare, di far sentire la vostra voce per arrivare fino all'ingresso di Leonardo, questa azienda qui a Tessera. Per quale motivo? Buongiorno a tutti e tutti. Oggi è una giornata di sciopero generale, e quindi stiamo effettivamente tutte quante scioperando, stiamo togliendo la nostra forza lavoro da chi produce e invia armi a Israele, un regime genocida. Leonardo è esattamente questo. Leonardo è una fabbrica di morte e noi siamo qui per bloccarla. Infatti stiamo bloccando la via Triestina, stiamo bloccando l'ingresso di questa azienda che continua, nonostante tra l'altro le maldestre smentite del CEO, sta continuando a vendere armi a Israele, che è un regime genocida, sta continuando a guadagnare sulla morte, sulla distruzione, sul genocidio di un popolo e di moltissimi popoli, perché ovviamente le zone di guerra non sono soltanto in Palestina, sono in tutto il mondo, e quindi noi siamo qui per protestare contro questo, protestare contro la guerra. Tra l'altro, mentre il governo si prepara a varare una manovra finanziaria lacrime e sangue che investe sempre di più in spese di difesa, ma sottraendo invece fondi agli investimenti per il welfare, per la sanità pubblica, per l'istruzione. Ecco, noi protestiamo contro i re di questo tempo, contro chi guadagna sulla vendita di armi, contro i governi che permettono tutto questo. Stella, quanto avete intenzione di rimanere qui a bloccare? Perché poi a vostra volta siete stati bloccati ovviamente dagli agenti. Noi rimarremo qui fin quanto vorremo, fin quanto le persone vorranno rimanere. Vogliamo rimanere il più possibile per creare un vero disturbo, un'interferenza con l'economia di guerra, perché appunto nel bloccare il transito dei mezzi dentro e fuori questa fabbrica, questo stabilimento, noi blocchiamo il commercio delle armi, quindi vogliamo interferire il più possibile con questa economia. Ecco, naturalmente Cristian, noi rimarremo qui a seguire quello che sta succedendo. Adesso stanno ancora, ecco qui, ci avviciniamo anche con la telecamera, ma nel frattempo, ecco, vi facciamo vedere anche in diretta quello che sta succedendo. Come vedete, questo blocco prosegue, stiamo facendo una scritta e l'ingresso della Leonardo è bloccato, stiamo bloccando la Triestina e tutto il Veneto orientale, da qui non può passare. Questa giornata di sciopero è viva e oggi lottiamo insieme, la Leonardo è bloccata e andiamo avanti. ecco, come vedete stanno facendo una scritta proprio qui davanti all'ingresso di Leonardo, no war. Ilaria, parliamo di una mobilitazione, mi pare di vedere, imponente, che forse va oltre le aspettative della vigilia. Sì, Cristian, proprio così, nel senso che questa manifestazione era stata lanciata ovviamente nei giorni scorsi e l'appello era quello di far partecipare quante più persone possibile. Si sta parlando, finora gli organizzatori hanno parlato di oltre 1000 persone, il numero preciso ancora non ce l'abbiamo, non è a nostra disposizione, ma sono davvero tante persone. Tra l'altro ricordiamo che si tratta di una giornata di sciopero generale e quindi anche l'aeroporto di Venezia, c'è stato lo sciopero anche all'aeroporto di Venezia, tanto che una delegazione, altri manifestanti che hanno scioperato circa un'ora fa all'aeroporto Marco Polo di Tessera si sono unite a questa
questa protesta, a questo corteo, sono arrivati proprio poco fa. Quindi una partecipazione a 360 gradi. Facciamo così, tanto tu rimarrai lì con Simone Merlo e torneremo da te fra poco, perché mi pare di capire che il clima è abbastanza teso. Siamo davanti a una delle aziende simbolo non solo di Tessera ma ovviamente del paese, un'azienda che insomma è strategica per l'Italia e poi anche proprio per la produzione militare. Quindi Ilaria, grazie infinite, ritornerò da te e Simone fra pochissimo. Intanto prima di collegarci con Codevigo da Marta Zatta, che non so se è pronta Marta, forse sì, è pronta Marta Zatta da Codevigo. Ecco, vedo che fa cenno con il capo. Buongiorno Marta che ci racconta la notte concitata vissuta a Codevigo. C'è un uomo intossicato. Marta, buongiorno. Sì, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo in via Girotti a Codevigo, appunto come dicevi, perché questa notte è andata completamente a fuoco un'abitazione abitata da un anziano di 74 anni che al momento si trova all'ospedale perché intossicato. Lui si è letteralmente gettato dal primo piano per chiedere aiuto alle case vicine, per chiamare i pompieri, perché lui un telefono non ce l'ha. Ecco, io sono in compagnia del sindaco di Codevigo, Ettore Lazzaro. Sindaco, voi seguivate già da tempo quest'uomo? Sì, è già da un anno che questa famiglia viene seguita dai nostri servizi sociali, tant'è che la moglie era già stata inserita in una struttura circa un anno fa. Molto probabilmente il fatto che è rimasto da solo il marito sta accentuando un po' alcune problematiche che adesso, oltre ad essere sociali, stanno diventando sicuramente sanitarie. Al momento è ricoverato, nulla di grave, ma sicuramente insomma le problematiche sono altre, se non solo l'infortunio che ha avuto oggi a causa di questo incendio, che sicuramente è successo per alcune criticità personali che ha la persona di memoria e che non riesce più a gestire molto probabilmente la quotidianità degli interventi che fa. Ecco, sì, appunto come mi raccontavano anche prima i vicini, lui non ha telefono, non aveva corrente e quindi aveva cercato insomma di riscaldarsi accendendo un camino e probabilmente sarebbe stato proprio quello a innescare l'incendio. Sì, sembra proprio di sì. Una cosa simile era successa circa un mese fa al pian terreno con una vecchia stufa. Da lì la scelta del comune, dei servizi sociali, di inserirlo in una struttura dove purtroppo da solo si è allontanato ed è tornato a casa proprio in questi giorni, nel giro di 2 o 3 giorni. È evidente insomma che quello che è successo è il frutto di problematiche più ampie che i servizi sociali, proprio questa mattina l'assistente sociale nostra era all'ospedale, e stanno cercando di capire e trovare una soluzione nei prossimi giorni. Ecco, io ringrazio il sindaco, ricordo che proprio mezz'ora fa è stato spento l'incendio dalle 3 di notte, insomma, che i pompieri stavano lavorando per domare le fiamme. Per il momento da Codevigo è tutto, a te la linea. Marta, grazie infinite a te e Federico Cibotto da Codevigo. In apertura di questo Focus TG vi abbiamo dato l'incendio che si è sviluppato nel pomeriggio di ieri a Rosà. Abbiamo tutti gli aggiornamenti con Nancy Galdi e Andrea Benetti, che hanno incontrato la madre dei due giovani che sono rimasti intossicati, un bimbo di 9 anni e il fratello maggiore di 25. I fumi si sono sprigionati dalla stufa a pellet, quindi con Nancy Galdi e Andrea Benetti ritorniamo a Rosà. Paura ieri pomeriggio a Rosà, qui a San Spiridione, mancato l'incendio, ma 2 persone sono state portate all'ospedale intossicate. La stufa a pellet non funzionava. Qui abbiamo la signora Mariela. Ci racconti cosa è successo? Allora non li hanno portati in ospedale perché è venuta l'ambulanza qua, quindi hanno controllato che stavano bene. E praticamente è scoppiata la stufa, si vede che non è caricato il pellet, non si è accesa, quindi
è scoppiata e c'erano i 2 figli a casa, sì, hanno avuto tanta paura, però per fortuna, grazie a Dio, non è passato a maggiore. C'è stato, penso che un vicino che ha chiamato l'ambulanza e i pompieri perché hanno visto proprio il fumo e allora hanno agito subito, quindi per fortuna è stato anche quello che si sono resi conto, perché magari se io ero al lavoro, anche il marito, i figli erano a casa, che se non si rendevano conto magari sì, poteva succedere peggio, però grazie a Dio non è successo altro che tanto fumo e basta. Tanto fumo, si sono danneggiati gli interni, muri anneriti, mobili? No, per fortuna no, solo perché sono, come ti dico, sono arrivati subito, i pompieri sono entrati subito, hanno subito aperto, tirato via le robe e quindi sono stati molto veloci, grazie a Dio. Ringrazio anche loro che non so chi sono stati i pompieri di Bassano, penso, però hanno agito proprio subito. Lei mi diceva la stufa era pulita, era una cosa che nessuno si aspettava. Infatti può capitare a chiunque perché la stufa pulita si pulisce sempre, quindi penso che sia stato un tecnico, qualcosa che non si è accesa proprio, perché altro non è mai successo niente del genere, di simile. Quindi. Lei era a lavoro, a casa c'era suo figlio. È il piccolo di 9 anni e quell'altro grande che ha 29. Che hanno preso tanta paura e si sono sentiti male. Sì, infatti il piccolo ha preso tanta paura, il grande anche se ha agito subito anche lui, però ha preso dopo che è passato tutto, si è sentito male, nel senso che ha detto poteva succedere di peggio, però sì, si è sentito male un po' così. Lei si sente di dare un consiglio a chi potrebbe ritrovarsi in una situazione simile? E di controllare sempre, perché infatti ho detto, quando si accende la stufa di controllare, quindi si stava accendendo la stufa, nessuno era lì che guardava, quindi appunto è successo questo. Però sì, controllare, soprattutto quando si accendono sia stufa a pellet, a legno, qualunque roba, di stare attenti a controllare. Così dunque a Rosà, grazie Nancy Galdi, Andrea Benetti, che si sono recati nuovamente sul posto dopo gli attimi concitati di ieri pomeriggio. Ringrazio dalla regia Tony Esposito e Edoardo Paris. Ancora la cronaca, possiamo vedere questo aggiornamento da Treviso Today: cade da un albero e precipita da un'altezza di 8 metri, grave un 51enne. L'incidente in un giardino di via San Michele a San Pietro di Feletto, a restare ferito il proprietario di casa. Intervenuti su M118, vigili del fuoco che hanno recuperato la motosega utilizzata dall'uomo che stava eseguendo dei lavori di potatura. Così dunque a San Pietro di Feletto. E noi ritorniamo su un fatto di cui vi abbiamo dato conto nella giornata di ieri, ma che ha fatto letteralmente il giro d'Italia: le baby bulle che mettevano nel panico un'intera città, Padova. Le misure cautelari di custodia che sono state appunto disposte dal giudice, che ha sottolineato appunto questa stabilità del gruppo di giovani. Si tratta di 4 ragazzine, disponendo per quella che un po' possiamo definirla il capo, la figura di vertice, una sedicenne, la custodia cautelare presso un istituto penitenziario minorile, per l'altra il collocamento sempre in una struttura per minori. Talmente violente da rendere necessario il carcere, 2 sedicenni, leader di una baby gang che da mesi terrorizzava il centro e la stazione di Padova, sono state arrestate dalla polizia. Minacce, rapine, furti e aggressioni erano il pane quotidiano del gruppo di ragazzine, composto da un'altra sedicenne e da una tredicenne. Una forte personalità antisociale ed incapaci di osservare le regole. Queste le motivazioni che avrebbero portato all'arresto delle 2. Un gruppo strutturato tutto al femminile, dove avevano anche un'area ben praticamente consolidata, dove volevano in essere queste violente condotte, che è quella praticamente della stazione ferroviaria e delle aree limitrofe. Addirittura fino anche ad arrivare a segnare nel centro storico cittadino delle scritte evidenti praticamente sui muri della città, dove si inneggiava, quindi a riprova di voler esercitare un controllo su una porzione del territorio, dove appunto si inneggiava la liberazione del fratello della ragazza appunto colpita dalla minore colpita dalla misura cautelare, anch'egli ripeto autore al maschile di tutta una serie
reati di questo genere. Nel loro curriculum l'aggressione ad un senzatetto anziano avvenuta in stazione a Padova lo scorso 25 agosto. Al disabile avevano anche rubato le stampelle. Poi a settembre se l'erano presa con una barista cinese, strappandole i capelli e colpendola con calci e pugni perché l'aveva invitata a non utilizzare le slot machine. Dopo essere state rintracciate, una delle minorenni è stata condotta all'istituto penitenziario minorile di Pontremoli, mentre la coetanea è stata collocata in comunità, in una struttura calabrese. In passato il questore aveva disposto per loro anche dei DASPO. L'allarme per la violenza giovanile, soprattutto tra ragazze, preoccupa la città. Da inizio anno sono già 180 le misure adottate dalla questura nei confronti di minorenni problematici. Anche il sindaco Sergio Giordani si dice preoccupato. Sono molto preoccupato, ma nel senso i carabinieri a quest'ora sono tutti preoccupati, perché non si capisce, no, per carità, sarà stato il Covid, sarà i social, ma di base manca le famiglie. La famiglia deve dare rispetto, insegnare rispetto, l'educazione, ma quando mai 40 anni fa, 30 anni fa uno andava via col coltello? Quando mai si permetteva di fare violenza contro un disabile? Veramente incredibile. Bisogna ritrovare il modo per riagganciare i ragazzi e fare sì che quei servizi sociali diventino parte della comunità. Non può essere che succeda questa cosa. Vi do un'altra ultima ora che ci porta a Crocetta del Montello, imprenditoria trevigiana in lutto. Addio a Mario Antiga, tra i fondatori dell'azienda di grafica e stampa. La comunicazione è stata data ai dipendenti nella mattinata di oggi. L'imprenditore si è spento all'età di 77 anni. Nei primi mesi dell'anno aveva affrontato una serie di interventi chirurgici. Il funerale domani alle 15 a Crocetta del Montello, un grande protagonista dell'imprenditoria trevigiana. Da Crocetta del Montello a Cornuda rimaniamo nella zona della Pedemontana. Un 29enne è stato aggredito e colpito con alcune coltellate, ma su questo episodio di cui vi abbiamo parlato nelle precedenti edizioni è giallo. Ce ne parla Marta Marangon. Colpito con alcune coltellate all'addome da un uomo che lo ha avvicinato per rubargli il portafoglio. È un episodio sconcertante, dai contorni ancora da chiarire, quello verificatosi in via Manzoni a Cornuda. Sono da poco passate le 18:30 quando un 29enne residente in zona ha chiamato il 118 di carabinieri per chiedere aiuto dopo essere stato ferito. Il giovane ha raccontato agli inquirenti di essere stato avvicinato da uno sconosciuto che ha cercato di rapinarlo del portafogli. Al diniego della vittima l'uomo avrebbe estratto un coltello colpendolo diverse volte per poi scappare. A questo punto il 29enne ferito è rientrato in casa ed ha lanciato l'allarme. Fortunatamente le coltellate non hanno colpito in profondità. Il giovane è stato soccorso e portato all'ospedale di Montebelluna. Dopo gli accertamenti e le medicazioni è stato dimesso. Intanto sono scattate le indagini per individuare l'aggressore. Il portafoglio della vittima è stato ritrovato abbandonato a terra poco distante dal luogo dell'agguato. Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Montebelluna che stanno ricostruendo l'accaduto e verificando le dichiarazioni rese dalla vittima. È sicuramente un episodio che denota una certa gravità. Ieri sera sono stato informato del fatto e mi sono subito confrontato con il comandante Alfieri della locale stazione dei Carabinieri, che ringrazio anche per il pronto intervento. Chiaramente ci sono delle indagini in corso, quindi non è ancora ben chiara quale sia stata la dinamica del fatto. È vero è che comunque è un episodio che ci invita a prestare la massima attenzione. Sgomento e preoccupazione tra i residenti allarmati dall'escalation di furti e rapine che nell'ultimo periodo si stanno verificando in tutta la provincia di Treviso. È un periodo che si presenta particolarmente complicato, lo sappiamo in questa fase dell'anno, abbiamo recrudescenza di furti e di episodi di questo genere. Ciò non vuol dire che dobbiamo prendere il bastone e aggirarci, anche se a volte capisco l'esasperazione anche delle famiglie, ma dobbiamo cercare di mantenere la calma e adoperarsi con i canali ufficiali in modo da poter intervenire in maniera efficace e sicura per tutti quanti.
Maxi evasione fiscale da 10 milioni di euro è quella scoperta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Treviso nei confronti di un'imprenditrice del settore florovivaistico che gestiva un garden center nell'Alta Marca trevigiana. Il sistema di frode ideato dalla titolare della società verificata verteva, secondo gli inquirenti, su un meccanismo di traslazione dei ricavi che deviava verso un'altra impresa agricola riconducibile a una parente gli utili prodotti. Ciò avrebbe permesso di sottoporre gli incassi non alle ordinarie regole di tassazione proprie delle società commerciali, bensì a quelle più vantaggiose delle società agricole. Ulteriori approfondimenti hanno poi permesso di rilevare 876 violazioni alla norma antiriciclaggio che vieta trasferimenti di denaro contante entro determinati limiti quantitativi. Sotto questo profilo, in centinaia di casi i finanzieri hanno registrato trasferimenti di denaro tra le due parenti avvenuti in contanti per importi superiori alle soglie di legge. Sono quindi state elevate sanzioni che possono complessivamente arrivare nel massimo a oltre 43 milioni di euro. Insomma, una maxi evasione fiscale che potrebbe avere delle gravissime conseguenze per questa imprenditrice floro-vivaistica dell'Alta Marca trevigiana. Chiaramente nelle prossime edizioni vi daremo tutti i particolari. E noi adesso andiamo a Loria per una scoperta delle bombe a mano inesplose. A scoprire materiale pericoloso in un terreno che prima era utilizzato per far pascolare i cavalli, i proprietari che hanno allertato i carabinieri di Loria. Una volta sul posto gli uomini dell'Arma hanno trovato di tutto, anche diverse bombe a mano inesplose del tipo ananas e scarti di amianto. Nell'area in questione sono stati posizionati diversi cartelli che segnalano l'esplosivo, non solo, ma intorno agli ordigni sono state apposte delle recinzioni per evitare che qualcuno possa avvicinarsi. Dopo la denuncia presentata ai carabinieri, sono continuati però di notte gli accessi abusivi, persone senza scrupoli che hanno rotto i lucchetti e hanno fatto irruzione nel terreno scaricando altro materiale. Il caso è arrivato anche sui tavoli della Procura, 4 le denunce contro ignoti. Sono state ora attivate le procedure amministrative con il Comune e l'ARPAV che si starebbero preparando per operare la bonifica dei cumuli di spazzatura, residui di lavori edili per lo più composti da lastre di Eternit e lana di roccia che contengono amianto. La strage dei carabinieri di Casteldazzano nel Veronese, sono state rese note le motivazioni del Tribunale del Riesame che lo scorso 7 novembre aveva respinto la richiesta di attenuazione della misura cautelare in carcere per 2 dei 3 fratelli Ramponi. Oltre all'accusa di strage per l'uccisione di 3 carabinieri, i 3 fratelli Ramponi, responsabili dell'esplosione di Casteldazzano nel Veronese, sono stati denunciati per danneggiamento da parte di alcuni vicini di casa. La violentissima esplosione del casolare avvenuta lo scorso 14 ottobre avrebbe provocato danni anche alle abitazioni vicine. La denuncia emerge dalle motivazioni con cui il Tribunale del Riesame di Venezia ha rigettato lo scorso 7 novembre le richieste di un'attenuazione della misura cautelare per Dino e Franco Ramponi, che sono detenuti nella casa circondariale di Montorio. Nelle motivazioni che negano i domiciliari ai 2 fratelli inoltre emergono le parole che il 25 settembre scorso, 20 giorni prima della strage, i 2 avevano rivolto all'ufficiale giudiziario e ai carabinieri che erano andati per comunicare lo sfratto imminente. I fratelli avrebbero detto di essere pronti con le bombole per quando arriveranno i corpi speciali. Dino e Franco Ramponi sono in carcere a Montorio. Il 14 ottobre furono bloccati all'esterno del casolare esploso. La sorella Maria Luisa invece è ancora ricoverata nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Borgo Trento. Il 14 ottobre era stata lei ad innescare con l'accendino le molotov che avevano fatto esplodere le bombe. L'esplosione e il crollo del casolare hanno ucciso i carabinieri Marco Piffari, Valerio Dapprà e Davide Bernardello e ferito 27 persone delle forze dell'ordine che erano intervenute quel giorno per eseguire lo sfratto e la perquisizione alla ricerca delle armi dei 3 fratelli. Furti, spaccate, case e negozi presi di mira. Non passa giorno che non vi rendiamo conto dell'ennesimo raid. Vi portiamo a Granella di Tezze sul Brenta, ma anche in centro a Thiene. Dà fastidio perché a zona qua, se una bella zona, e sentire che succede ste robe
fare imbrividire. Via Remondina di nuovo nel mirino dei ladri, una via residenziale di Tezze sul Brenta, frazione di Granella, nemmeno troppo isolata. Villette a schiera, case singole, poco traffico e ai lati della via giardino pubblico, pista ciclabile e terreni coltivati. Ogni tanto questa zona viene presa di mira dai predoni. Questo residente è stato colpito tempo fa, ma ora il ricordo si riaccende. Se venissi dentro e non ero a casa, adesso entrai e ho trovato il disastro. Nato sono in camera e era tutto l'armadio aperto, era baldato tutto insieme al letto e che ha portato via tutto che trovava, i soldi che ha trovato, l'oro. Lunedì razziata una villetta a schiera, la signora che abita lì non vuole apparire, c'è fastidio e paura, così come per i vicini, specie quella che ha visto i ladri, probabilmente 3, fuggire. Erano le 17:30, i predoni conoscevano gli orari della proprietaria, hanno forzato la porta, svuotato tutti i cassetti, rubato gioielli e preziosi. Certo, fa un po' una sensazione mia bea. Non te sai che persone che ha messo in mano, sei che mannetti o sporchi. Nel caso dell'ultimo furto, però, i residenti hanno notato per tutto il pomeriggio un'auto, un'Audi nera, a girarsi a lungo nel quartiere. Segnalazione, targa compresa, girata ai carabinieri. Ma nel mirino sono finiti anche i negozi. In centro a Tiene una gelateria tutto bon che ha avuto la sgradita visita. Sui social il video di sorveglianza. Gli sconosciuti, ci racconta il titolare, cercano di capire come entrare. Lui riconosce la lingua, delle imprecazioni in arabo, poi danno dei colpi, sfondano la parte alta del vetro, uno spazio stretto ed entrano. Vanno alla cassa, rubano quello che trovano, qualche centinaio di euro, poi vedono la telecamera, la colpiscono e se ne vanno. E così il timore sale anche tra i commercianti. Ritorniamo a Tessera dalla nostra Ilaria Marchiori con Simone Merlo. Vi stiamo documentando la giornata di mobilitazione dei centri sociali davanti allo stabilimento di Leonardo, una giornata che chiaramente è segnata anche da misure di massima sicurezza. Ilaria, aggiornaci. Noi siamo qui e continuiamo a scendere in piazza per ribellarci a questa logica di distruzione. Ilaria, forse non ci sente, Ilaria Marchiori, chiaramente sì, dovete... Cristian, Ilaria, mi sentite? Eccoci, adesso ti sentiamo forte e chiaro. Per noi, perché la guerra potrebbe essere qui domani. Chiaro, Ilaria. Leonardo deve convertire. Allora ci sono dei problemi, potete immaginare, ritorniamo pure in studio, grazie Tony. Sì, Cristian, ecco, scusate ma qui non riusciamo a sentire lo studio, vi volevo far vedere com'è la situazione in questo momento, è ancora sommariamente tranquilla, come vedete da una parte ci sono i manifestanti che sono partiti intorno alle 11 dal parcheggio del Casinò di Canoghera. A Tessera, come vedete qui sono posizionati, sono oltre 1000 secondo una prima stima, più avanti avremo i numeri definitivi con i loro striscioni, vedete Free Palestine contro i re e le loro guerre, sono proprio qui di fronte all'azienda di Tessera, la Leonardo, perché dicono devono smetterla di procurare armi e alle mie spalle ci sono posizionati gli agenti in tenuta antisommossa della polizia e dei carabinieri. Hanno detto che non sanno quanto resteranno qui, presumibilmente forse un'altra ora circa, però hanno detto potremo anche rimanere qui a oltranza, non lo so, in questo momento non ci hanno dato un'informazione diciamo precisa, però sono posizionati proprio qui e hanno detto siamo pronti a tutto perché vogliamo far sentire la nostra voce, vogliamo far sentire la nostra protesta qui davanti alla Leonardo di Tessera. Grazie davvero Ilaria Marchiori con Simone Merlo, quindi la protesta prosegue e andrà avanti ancora per un po'. Noi ritorniamo a occuparci di furti, prima eravamo nella zona di Tezze sul Brenta e Tiene, adesso andiamo a Villa del Conte.
I furti in abitazione sono ormai una presenza costante, un fenomeno che non fa dormire sonni tranquilli nemmeno alla comunità dell'Alta Padovana. I cittadini non si sentono più sicuri. Numerose infatti le chiamate al 112 per tentativi di effrazione e furti. Particolarmente colpita l'area del Campo San Pierese, con 9 interventi effettuati dai carabinieri della compagnia di Cittadella, che hanno intensificato il pattugliamento per contrastare i raid notturni. A Villa del Conte poi il comune ha diffuso un avviso alla cittadinanza dopo le numerose segnalazioni di furti, sia tentati che andati a segno. Con un pizzico di rabbia, ma soprattutto con un grande senso di impotenza, sono a confermare che anche a Villa del Conte sono tornati in maniera importante i furti in abitazione. Dopo un periodo di tregua di qualche mese rispetto all'inizio dell'estate scorsa, in questi giorni, come in tutta l'Alta Padovana, e mi risulta anche ben oltre i nostri territori, sono tornati a far presenza e razzia quelli che io chiamo dei delinquenti senza scrupoli, visto che accedono nelle nostre case andando a ledere quella che è la nostra intimità e soprattutto a volte purtroppo lo fanno anche con le persone dentro casa. Il messaggio delle autorità locali è il medesimo: restare uniti e vigili è fondamentale. Vi chiedo innanzitutto di tutelare gli anziani e i bambini, evitando di lasciarli soli, soprattutto all'imbrunire. Naturalmente cerchiamo di custodire le nostre case, se usciamo di casa attiviamo i sistemi d'allarme, chiudiamo sempre porte e finestre, sfruttiamo quello che è il sistema di controllo di vicinato che esiste da tanti anni e che funziona molto bene, che vede molte persone partecipare e che ci aiuta a controllarci in maniera reciproca. Naturalmente dal canto nostro, con una grande collaborazione delle forze di polizia, abbiamo attivato i maggiori controlli, maggiori pattuglie sia dei carabinieri che della polizia locale, e se ci sono situazioni di sospetto o naturalmente di pericolo attiviamo subito il 112. Da Villa del Conte, dalla provincia di Padova, quella di Treviso, ancora una volta a Breda di Piave, uno dei territori più nel mirino dei ladri, questa volta a Saletto. Hanno rotto, hanno tirato tutte le cassette e hanno anche portato via roba da vestire, quello e il frigorifero l'hanno svuotato. C'era dentro un pezzo di salame e le fette al latte, perché mio cugino mangia fette al latte, quindi quello e vino. Vestiti, cibo, i ladri che hanno colpito nelle scorse ore a Saletto di Breda di Piave si sono sbizzarriti, ma le modalità rimangono sempre le stesse. Tardo pomeriggio, malviventi che approfittano del buio, sgattaiolano nelle proprietà dai campi, tentano colpi in serie e se ne vanno. Via Sergente d'Avanzo, a pochi passi dalla piazza e dalla chiesa della Frazione. Dai miei zii sono proprio entrati, hanno rotto tutto il balcone e anche il canevaccio. Da noi, per fortuna, avevamo il cane dentro, ci ha abbaiato e è partito l'allarme e sono scappati, però ci hanno fatto il disastro sui balconi e tutto. Sto sistemando tutto. Li ho appena sistemato, sono dovuta correre a prendere tutto perché ho anche mio figlio da lasciare qua dai nonni e ho anche un po' di paura, allora questa mattina mi sono svegliata presto, ho corso per sistemare. I rumori, il tempo di rendersi conto di quello che stava succedendo e i ladri erano già lontani. Prima volta da me, la terza di qua. La terza addirittura? La terza da mia cognata, di qua. Non si vive più? No, non si vive più. Non si sa neanche più, non si può neanche più spostarsi da casa. Colpi anche in via Monte Peralba e via Casoni. Un ladro solitario, cappuccio alzato, all'esterno dell'abitazione dei genitori dell'imprenditore Vanni De Zottis, titolare di un noto vivaio lungo l'argine del Piave. Quando è accorso, del malvivente non c'era più traccia. Una situazione che mette a dura prova i nervi di privati cittadini e aziende. E certo staremo più attenti e dispiace che le famiglie non dormono tranquille, ma neanche noi, insomma. Poi la casa deve essere inviolabile e dovrebbe essere il posto più sicuro. Bisogna ringraziare le forze dell'ordine che sono pronte, le ho viste attive e anche vogliose di prendere questi malintenzionati. Anche il sindaco Cristiano Mosole, così come i residenti di Saletto, ha sottolineato la reazione dei carabinieri. Pattuglie in pochi minuti sul posto dopo gli alert sulle chat del controllo di vicinato, e questo ha probabilmente evitato che i malviventi continuassero, almeno quella sera, a colpire. Intanto è corsa alle armi per difendersi, soprattutto pistole da soft air, taser e altri dispositivi del genere, un vero e proprio fenomeno.
Per la difesa personale, rispetto agli anni scorsi abbiamo avuto un'esplosione di richieste, la gente non si sente sicura e i furti in casa sembrerebbe, da quello che sentiamo, che sono aumentati in modo esponenziale, quindi la gente cerca di tutto per difendersi. Pistole da soft air a ruba per la cosiddetta difesa abitativa. Per difendere se stessi, la propria famiglia, la propria abitazione, sempre più trevigiani acquistano pistole a pallettoni, taser e spray al peperoncino, come conferma anche l'annuncio social di un negozio specializzato di Preganziol. Il titolare ci parla di una tendenza nuova anche per gli addetti ai lavori, le cosiddette armi non letali, acquistate non come deterrente, ma per reagire di fronte all'aggressione di malintenzionati che sempre più spesso si intrufolano in case e giardini per rubare. Rispetto agli anni scorsi, che era più un parlare, un dire sì, le prendo qualcosa per difendermi, quest'anno la gente viene dentro, chiede e prende. Abbiamo tutte le scorte, sono finiti in pochi giorni, arrivano e vanno via. Cosa vi chiedono in particolare? Dal taser, pistole a pallettoni per difesa abitativa, tantissime, infatti appena arrivano già vanno via, durano qualche ora, sono prenotate eccetera. E il problema è che la gente deve anche capire che certi strumenti, certe cose bisogna anche saperli usare, è quella la mia preoccupazione. Si tende a spiegare tutto quello che si può, però diciamo che c'è proprio paura. Strumenti che nascono per difendersi dagli animali selvatici, ma che sempre più persone invece acquistano nell'eventualità di trovarsi a tu per tu con un delinquente, visto che i ladri non si fanno più spaventare dalla presenza in casa dei proprietari. Avete delle liste addirittura di prenotazione? Lunghissime. Di quanto più o meno? Anche 1 mese e mezzo per alcuni prodotti, come i taser arrivano e vanno via. Coltelli no, dice il negoziante, che si rifiuta di venderne a chi entri con l'obiettivo di usarli per difesa, ma spray al peperoncino, taser e marcatori sono ormai all'ordine del giorno anche nella Marca trevigiana. Prima era Mestre, la paura, prendo lo spray al pepe, mia figlia prende il treno, va a Mestre, a Padova eccetera. Nell'ultimo anno Treviso, tantissimo. Insomma, questo è il clima che peraltro vi raccontiamo quotidianamente. Adesso andiamo a Pordenone per un'altra vicenda inquietante, la paura che si è vissuta nella notte in via Montereale, quando un uomo ubriaco ha lanciato sassi contro le auto in transito. Tragedia sfiorata questa notte poco prima delle 2 in via Montereale a Pordenone, nei pressi di un distributore di benzina. Un uomo di origine nordafricana avrebbe lanciato ripetutamente dei sassi contro le auto in transito, creando momenti di grande paura tra gli automobilisti. Dopo le segnalazioni ricevute, sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della radiomobile della stazione di Fiume Veneto, che hanno fermato l'uomo. Presenti anche gli operatori del 118, che lo hanno preso in carico visibilmente ubriaco e lo hanno trasportato in ospedale per le cure necessarie. Grazie alla rapidità dell'intervento delle forze dell'ordine, la situazione è stata contenuta e non si sono registrati fortunatamente feriti. Sulla sua testa pendeva un mandato di arresto dalla Svizzera per traffico di droga e riciclaggio di denaro. Un 29enne elvetico che si aggirava con fare guardingo nell'atrio della stazione dei treni di Treviso è stato bloccato e arrestato dalla Polfer. Fermato per un controllo identificativo, l'uomo privo di documenti ha declinato ai poliziotti le proprie generalità e dalla consultazione della banca dati delle forze di polizia, oltre a vari precedenti penali, è emerso a suo carico il provvedimento restrittivo di cui si è avuto conferma una volta contattato il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, Divisione Interpol della Direzione Centrale di Polizia Criminale. Ora rischia, pensate, fino a 15 anni di carcere. Continua il percorso, rimaniamo sui temi della pubblica sicurezza, andiamo a Bassano del Grappa, dove continua il percorso di rientro della polizia locale nell'amministrazione bassanese, con il sindaco Finco che annuncia nuovi concorsi per i vigili a breve. Il conto alla rovescia è partito da un pezzo, ma le tessere che devono andare al loro posto per comporre il complesso puzzle del trasferimento della polizia locale dall'Unione dei Comuni all'amministrazione bassanese sono ancora tante. Un primo passo è stato fatto con un confronto sindacale sul contratto decentrato dei dipendenti del comune di Bassano, che comprende appunto anche il personale della locale. L'ingresso della polizia nell'organizzazione comunale sposterà per forza alcuni equilibri e ci sono parecchi dettagli contrattuali da valutare, vagliare, confermare.
Il sindaco Nicola Finco ha comunicato che si è concluso con esito positivo il confronto sindacale sul contratto decentrato e che la pianificazione prosegue. Gli impegni assunti in merito alla conferma degli attuali istituti contrattuali hanno trovato piena attuazione e ciò rappresenta un elemento essenziale per garantire continuità e tutela del personale, fa sapere il Primo Cittadino. Sul versante dei cambiamenti invece va registrato l'annuncio dell'arrivo di un nuovo dirigente che farà da comandante e sostituirà l'attuale, Denis Tolio, che non può ricoprire il nuovo incarico dirigenziale e sarà quindi trasferito a Romano Dezzelino. Il comune di Bassano avvierà infine le procedure per l'assunzione di nuovi agenti. Resta sul piatto però il futuro della Polizia Locale dell'Unione Montana, che si ritroverà a dover gestire una situazione completamente nuova fra poco più di un mese. Parliamo ancora di sicurezza urbana, lo facciamo in diretta con la nostra Daniela Sizia. Daniela Sizia che si trova a Treviso con Nicoletta Rizzetto per una serie di progetti che possiamo definire anti-bulli. Nel pomeriggio arriva anche un camper particolare, ma ci racconta tutto in diretta. Daniela, buongiorno. Buongiorno Cristian, sì, l'hai detto tu, un'iniziativa per aiutare i giovani, per cercare di coinvolgerli in attività diverse, visto l'aumento del disagio giovanile, visto l'aumento dei reati di cui sono responsabili ragazzi giovanissimi e visto, insomma, lo sappiamo, le baby gang che stanno facendo davvero discutere. Arriverà un camper antibullo, sarà nel cavalcavia della stazione, una delle zone calde e lì ci saranno delle attività, ma non solo, perché questo è un progetto davvero molto più ampio. Io intanto ti presento gli ospiti, che sono Marco Provenzale, responsabile del progetto Giovani in Centro, e Anna Corò, invece presidente di Volontari Insieme. Intanto vi ringrazio tutti e due. Intanto parliamo proprio in breve di questo camper che arriverà e sarà in stazione alle 16:30. Sì, allora il camper è di fatto un'operatività di strada che noi realizziamo in collaborazione con l'ULS 2 e la WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, con educatori qualificati che vanno proprio a intercettare e incontrare i ragazzi in queste zone un po' più di degrado. In questi mesi è circolato anche in stazione delle Corriere, nell'area dietro al PAM, Piazza Borsa, che insomma sono andate agli onori della cronaca per faccende appunto riguardanti delinquenza e disagio giovanile. Oggi in particolare alle 16:30 saranno alla stazione dei treni, sotto il cavalcavia, lì dove c'è la sede di Binario 1, incontreranno anche dei ragazzi e il senso dell'operatività di strada è ascoltarli, sentire le loro esigenze, rendere quel luogo anche un presidio educativo, no? Una presenza di educatori che ascoltano i ragazzi, quindi adulti non giudicanti, e sentire anche le loro proposte e invitarli a iniziative di partecipazione sociale, civile, ambientale, sportivo. Ecco, e poi dopo chiederemo a Marco magari se ha una storia o di un giovane che gli è rimasto maggiormente impresso in questo. Anna, si parla purtroppo sempre di giovani in senso negativo, tanti e purtroppo anche preoccupanti dati sull'emergenza proprio del disagio giovanile. Voi avete portato avanti questo progetto importantissimo. Certo, è un progetto bellissimo, nato nel 2020 al Centro Servizi Volontariato e Volontari Insieme ne è il capofila con altri 12 partner. Io colgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione di Treviso, l'assessore Gloria Tessarolo e Gloria Sernagiotto, che hanno camminato con noi per 3 anni, e l'ULS, che ci ha dato la disponibilità di operatori e educatori con altissime professionalità. Ovviamente senza di loro e senza le associazioni di volontariato non sarebbe stato possibile portare a conclusione questo progetto. E sempre come la parte finale è molto emozionante. Noi però siamo contenti di aver lavorato in questo senso e questo progetto ha dato l'opportunità di capire che c'è una risposta per i ragazzi e per la problematica complessa della violenza. Quindi voglio ringraziare anche tutti i ragazzi che hanno partecipato con le loro famiglie, è stato un lavoro importantissimo che ha costruito una comunità educante e speriamo che la comunità educante continui la sua lunga strada anche con un progetto che va
va al termine. La risposta c'è, i ragazzi hanno partecipato, sono stati coinvolti e hanno capito, hanno preso consapevolezza che c'è qualcosa di diverso che la risposta della violenza alle problematiche. Noi crediamo che questi ragazzi formati in un certo modo, che hanno percorso con noi questa strada impegnativa per loro e anche per le loro famiglie, ma diventino ambasciatori che la risposta è qualcosa di diverso, che prendano consapevolezza di se stessi, che chiedano di essere rappresentati a livello istituzionale e che vogliono essere protagonisti della loro vita. Solo così riusciranno a sconfiggere questa momentanea crisi di violenza, di risposta di violenza, ma credo che i nostri ragazzi abbiano delle grandissime potenzialità ed è compito della società aiutarli a dimostrarle. Un progetto che potrebbe andare avanti? Senz'altro è un progetto che dovrebbe andare avanti, dovremmo impegnarci tutti ad andare avanti, può essere, ci si può manifestare e può svilupparsi nel territorio solamente con l'aiuto delle amministrazioni locali, perché ovviamente da soli non si fa assolutamente nulla, abbiamo bisogno delle amministrazioni, dell'ULSS, delle associazioni, delle cooperative, tutta la società si deve unire nella costruzione del progetto della comunità educante, perché è l'unica risposta in questo momento che può aiutare la società a cambiare il clima culturale e cambiare anche il modo di approcciarsi e di avvicinarsi a problematiche molto ma molto complesse. La comunità educante è, vorrei dire, la soluzione, però ha bisogno di un fortissimo impegno da parte di tutti. Quindi io spero che questo messaggio venga accolto, perché potrebbe veramente, anzi siamo sicuri che può veramente aiutare tutta la società. Se la società sta bene, stanno bene anche gli individui e anche i nostri ragazzi. Grazie. Una domanda prima di chiudere, Christian. Marco, ti è rimasto impresso un giovane in particolare che magari aveva scelto la strada sbagliata e poi invece voi l'avete intercettato? Sì, diciamo, allora un'esperienza interessante è stato proprio i giorni prima di questi eventi, siamo andati anche a fare volantinaggio proprio in questi luoghi di degrado e consegnare l'invito, diciamo, a partecipare anche a questi ragazzi che sono di solito etichettati come, insomma, di seconda generazione o membri delle baby gang, cose di questo tipo. Allora la prima cosa è stata che lui è rimasto stupito che qualcuno è andato da lui per incontrarlo, conoscerlo, ascoltarlo. Ha detto: di solito vengono solo per identificarmi, diciamo. Questa è stata la prima cosa. E poi la sera all'evento gli avevo lasciato il volantino, è venuto e mi ha detto: hai visto che sono venuto e c'era un'attività di street sport, break dance eccetera, hip hop, cose che piacciono, e si è avvicinato pian piano, quindi in un contesto con altri ragazzi dove magari non si sarebbe avvicinato, visto che è stato messo in condizione di ascolto, ecco, e non giudicante. Allora per noi è importante distinguere, no, facendo queste proposte riusciamo un po' più a distinguere tra quei ragazzi che proprio hanno una devianza difficile da gestire e quelli invece che semplicemente per noia, per incapacità, disagio familiare eccetera eccetera incappano in certe situazioni. Questo è molto importante. Grazie davvero, grazie a Marco Provenzale, grazie anche a Anna Corò. Io, Christian, ti restituisco la linea. Grazie Daniela Siziani, Nicoletta Rizzetto e ai tuoi ospiti. Noi ritorniamo sulla paura vissuta nel pomeriggio a Conegliano in via Giacomo Matteotti. Una fuga di gas provocata dalla rottura di una tubatura ha messo in allerta i residenti. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco che sono intervenuti con 3 mezzi. Probabilmente alcuni operai che stavano eseguendo dei lavori sulla strada hanno causato il danno. Per diverse ore i vigili del fuoco hanno operato per mettere in sicurezza la zona e poi è stata allertata la ditta che ha riparato la tubatura. Tanti disagi per i residenti, la via è rimasta chiusa infatti per diverso tempo. Il giorno del dolore, del silenzio, del commiato, ieri a Farra di Soligo l'ultimo saluto al 15enne Samuel Vincenzi precipitato dal ponte di Vidor. Palloncini rossi e bianchi a forma di cuore, tanti messaggi per l'ultimo saluto a Samuel Vincenzi, 15 anni, una comunità intera che si è stretta al dolore della famiglia. In prima fila il sindaco Mattia Perencini e tanti ragazzi, amici, compagni di classe, la dirigenza della scuola e molti insegnanti, uniti in quel dolore silenzioso, persi in un sorriso, quello di Samuel, impossibile da dimenticare. Il pensiero di Don Francesco rivolto ai giovani, invitandoli a non cedere ai momenti difficili ma a rialzarsi.
abbiamo bisogno di lasciar parlare il cuore. Non possiamo e non dobbiamo chiuderci in noi stessi. Gesù passa anche oggi in mezzo a noi, come ha fatto passando per la cittadina di Nain. La presenza di Gesù anche nei momenti più drammatici e dolorosi della vita ci deve trovare disposti ad ascoltarlo. Lo strazio dei genitori, della sorella, degli zii, dei cugini per una morte che lo ha strappato troppo presto. In tanti hanno voluto dedicare un pensiero al giovane, le parole di un amico lette da Don Francesco. Ciao Samuel, mi dispiace con tutto il cuore di non essere arrivato in tempo quella sera. Scusa, non ce l'ho fatta. Ho corso, ma non ci sono riuscito. Mi hai salutato con un messaggio, mi hai scritto grazie di tutto, Paul. Ma sono io che devo ringraziare te per la luce e l'empatia che hai sempre portato nella vita di tutti noi. E poi la lettera di un'amica che scrive a nome del gruppo di Samuel. Carissimo Samuel, ci sono dolori che non si possono spiegare a parole, solo sentire. È quello che sentiamo da quando ci hai lasciati. Ci mancherai in un modo che non sappiamo ancora descrivere. Ci mancherà tutto di te, la tua risata, la tua ironia, la tua voce e la tua presenza magica. Ma vogliamo chiederti una cosa, una sola, di guardarci ogni tanto, di buttarci un occhio da lassù, quando la strada davanti a noi sembrerà troppo buia o quando avremo bisogno di un soffio di forza in più. Tu che ora sei luce, diventa la nostra, diventa quel segno piccolo ma potente, che ci fa capire che sei vicino. Resta con noi, ti vogliamo bene per sempre, il tuo gruppo, il dolore di una tragedia immensa che stringe il cuore e lascia una comunità senza parole, gli amici increduli ed una famiglia piegata dal dolore. La manifestazione in corso a Tessera, centri sociali e non solo davanti Leonardo, possiamo sentire gli slogan che in questo momento vengono declamati. Mi pare che rispetto a un'ora fa la situazione sia abbastanza ferma, di tensione ma ferma e pacifica. Proviamo a sentire un attimo. Un'economia di guerra che ci vuole tutte asservite e che sacrifica nel suo nome il benessere di tutti e tutte. Allora, il sito di Tessera in particolare è considerato un punto significativo nella filiera della produzione militare nazionale, affermano gli organizzatori comitati in una nota, nella nota che aveva annunciato questa mobilitazione. Centinaia le persone presenti a Tessera, grazie Tony Esposito, Edoardo Paris dalla regia. Chiaramente noi rimaniamo sempre con questa finestra aperta sul veneziano. Facciamo così, un minuto di pubblicità, poi rientriamo e andiamo in provincia di Belluno. Manca pochissimo alle Olimpiadi e dobbiamo necessariamente fare il punto. A fra poco. Subito a Tessera idranti contro i manifestanti da pochi istanti. Ci siamo lasciati per andare in pubblicità. Quello che vedete sta succedendo in questi secondi. Siamo in presa diretta da Tessera, dove sono in corso, lo vedete, attimi concitati di tensione dopo un'ora immobile in cui di fatto la situazione sembrava ferma, bloccata. A un certo punto, non so se Ilaria Marchiori mi sente, può documentarci quello che sta accadendo in diretta. So che anche lei è bagnata fradicia, anche il nostro operatore Simone Merlo. Potete capire, è una giornata anche di temperature bassissime, molto basse, e appunto il corteo sta indietreggiando di pochi passi. Vedete gli agenti della polizia in assetto antisommossa.
si indietreggia ma di poco, il corteo resta sulla propria posizione, avanzano di poco gli agenti dell'antisommossa. Sono attimi chiaramente densi di tensione. Prima avete sentito gli slogan contro la guerra, questo corteo che era stato annunciato nei giorni scorsi proprio davanti a Leonardo, una delle aziende simbolo del paese, strategica dal punto di vista militare. Ilaria Marchiori, non so se mi sente Ilaria, ma so che anche Ilaria è rimasta, è fradicia, bagnata. Stiamo seguendo insieme l'evoluzione della situazione a Tessera, le proteste dei centri sociali, dei comitati contro quella che viene definita un'economia che si sta riconvertendo alla guerra. Leonardo è uno dei maggiori player, non solo nazionali ma anche a livello mondiale, il secondo europeo, quindi ha un peso specifico nell'economia e nella strategia militare del paese e del continente. Qui dalla seconda parte della mattinata sono confluiti i centri sociali, non solo i centri sociali, i comitati di tutto il nord-est, centinaia le persone, una partecipazione che è andata oltre le aspettative. Ringrazio Simone Merlo che stoicamente sta continuando, nonostante sia in condizioni precarie, sta continuando a documentare quello che sta accadendo in presa diretta. Agenti di polizia in assetto antisommossa e manifestanti sono in questo momento pericolosamente vicini, quindi la distanza che c'era fino a qualche minuto fa si è ridotta, si stanno guardando in faccia e, come potete sentire e intuire, ci sono anche degli insulti, delle provocazioni da parte dei manifestanti, però chiaramente tutto è in corso e vi documenteremo, vi daremo il dettaglio di quello che è successo nei telegiornali serali con la ricostruzione di Ilaria Marchiori, però mi sa che non finisce qui, che il pomeriggio sarà ancora lungo, anche se l'intenzione degli agenti in assetto antisommossa in questo momento mi sembra quello di voler disperdere il corteo, di voler disperdere la folla, perché di una folla parliamo che si è radunata a Tessera. Adesso agenti di polizia e manifestanti si sono nuovamente allontanati di qualche decina di metri. Come al solito in queste situazioni c'è chi tenta di mediare tra forze di polizia e manifestanti per ritornare alla calma. Adesso mi pare che la situazione sia ritornata a quella di
10 minuti fa, anche da un punto di vista di prossemica, di distribuzione delle forze in campo. Le immagini, ripeto, di Simone Merlo, che è sul posto con Ilaria Marchiori, che sono stati a loro volta colpiti dagli idranti. Simone Merlo si sta avvicinando ai manifestanti, sta documentando quello che vedete. Mi pare che adesso la distanza sia una distanza, tra virgolette, di sicurezza per entrambi. Le bandiere della Palestina, non vengono più scanditi gli slogan di prima, il corteo si fa silenzioso. Blocchiamo le armi, si legge nello striscione di apertura del corteo, ed è questo il messaggio che volevano lanciare i manifestanti. Allora, rimaniamo sempre, Tony, grazie, rimaniamo sempre con queste immagini, se possibile, non appena Ilaria sarà in grado, se sarà in grado di ricollegarci, torniamo anche da lei, ma rimaniamo appunto con questa doppia finestra. Do il benvenuto, mi scuso appunto per il ritardo, ma la cronaca come sempre incombe. Do il benvenuto al presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin. Buongiorno Padrin. Buongiorno a tutti. Allora, con lei vorrei fare il punto di alcune questioni fondamentali per la provincia di Belluno. Ecco, ci sono anche dei fumogeni, scusi se mi interrompo, Padrin, ma ecco. Ci sono anche dei fumogeni, l'ho visto prima nell'inquadratura. Torniamo da Padrin, mi scuso ancora. Allora, sono giorni, settimane cruciali queste per il bellunese presidente Padrin. Io so che stamattina lei ha avuto un incontro molto importante, ci sono dei sopralluoghi sulle varianti, se non sbaglio, mi corregga se sbaglio, si è incontrato con l'assessore regionale uscente Elisa De Berti e con i piani alti di ANAS. Sì. L'amministratore delegato Gemme, sì, è stata un'occasione per intanto fare il punto della situazione delle varianti. Abbiamo avuto la conferma che per quanto riguarda quelle di Tei, Cadore e di Valle l'apertura sarà sicuramente prima dell'evento olimpico, mentre su San Vito che erano previsti dei ritardi, ancora non c'è stata data ufficialità su quelle che saranno un po' le tempistiche di riapertura. Però insomma devo dire che è stato fatto un grossissimo lavoro in quest'ultimo anno che ha un po' ripreso alcuni ritardi che purtroppo si erano accumulati per questioni legate a una burocrazia che per queste opere è, lo dico sempre, oltre il limite, nel senso che qui si è perso veramente tantissimo tempo per avere tutta una serie di autorizzazioni per queste opere che però, l'abbiamo sempre detto, sono strategiche per chi si avvicina alle nostre Dolomiti. E senta, Presidente Padrin, confido nella sua franchezza e trasparenza, quali varianti saranno pronte operative per le Olimpiadi e quali no? Sappiamo sicuramente Tei e Valle, le due gallerie saranno pronte. Per quanto riguarda San Vito adesso c'è un po' una corsa contro il tempo e in questo momento non abbiamo ancora certezze, quindi una risposta definitiva sinceramente lì non l'abbiamo. Si sta lavorando molto su quella famosa rotonda di uscita che diventerebbe importante per poter accedere ad un parcheggio che può diventare un hub per quanto riguarda i veicoli degli spettatori che raggiungono Cortina. Nelle prossime settimane ANAS potrà essere più precisa nei tempi. Quindi
Lei ci sta dando delle indicazioni molto precise. TAI e Valle saranno pronte, almeno stando al sopralluogo di questa mattina con l'amministratore delegato di ANAS e con l'assessore Elisa De Berti, mentre per San Vito di Cadore ci sono ancora delle variabili. Certo, così è. Il fatto che la variante di San Vito non sia pronta forse per le Olimpiadi, che cosa comporta? Sicuramente quella è un'arteria che era sicuramente molto importante, nel senso che togliere il traffico dal centro di San Vito, soprattutto con quei 3 passaggi pedonali che rallentano il traffico, era un obiettivo da raggiungere. Io mi auguro veramente che si possa fare tutto ciò che è nelle possibilità, e ne sono convinto, perché si possa riaprire. Poi se non si riuscirà, è chiaro che non possiamo condannare nessuno, e neanche, devo dire, è la situazione attuale che avrà qualche rallentamento in più rispetto a quelle che erano le cosa ci si preventivava, insomma, prima dell'inizio del cantiere. E ha parlato anche della variante di Longarone questa mattina, ci sono degli aggiornamenti? Ma la variante di Longarone è un suo percorso che va ovviamente in maniera diversa rispetto a queste varianti che sono gestite direttamente da ANAS. La variante di Longarone l'ha presa in carico Simico. Entro un paio di settimane dovrebbe uscire la gara per l'assegnazione dell'appalto integrato, progettazione esecutiva, realizzazione dell'opera. Io devo dire che in base anche a quanto affermato il commissario di Simico, l'amministratore Saldini, io penso che se tutto andrà per il verso giusto, per l'autunno del 2026 potrebbe partire il cantiere, quindi dar via a questa opera che tra il 28 e il 29 sarà pronta. Quindi tra il 28 e il 29 la variante di Longarone sarà pronta? Sì, penso che questa sia una grande opera di legacy, no? Abbiamo sempre detto che le Olimpiadi rappresentano un grandissimo evento sportivo che però deve lasciare sul territorio qualcosa di concreto. La variante di Longarone è l'opera di viabilità principale su cui abbiamo costruito, diciamo così, la legacy tutti insieme, partendo dal governo, con la Regione del Veneto, ovviamente la provincia e in questo caso anche il mio comune. Diciamo che è la variante più attesa, quindi lei è fiducioso, non solo fiducioso, dà già un cronoprogramma. Più in generale, Presidente Padrin, mancano meno di 2 mesi, poco meno di 2 mesi alle Olimpiadi sul territorio. Il bellunese è pronto? Sappiamo che ci sono polemiche sulla logistica, sui parcheggi, forse è inevitabile anche che sia così, gli spazi sono limitati per certi versi, ma che clima si respira? Prevale l'entusiasmo per un evento del genere o prevale la preoccupazione? Perché in questo momento, da osservatore, diciamo così, esterno, mi pare di vedere entrambi e non saprei dire cosa prevalga in questo momento. Ma siamo in una fase ovviamente di anche un po' tensione, nel senso che più ci avviciniamo alla data della cerimonia di apertura del 6 di febbraio e fondamentalmente all'inizio delle gare con il curling il 4, è chiaro che ormai ci stiamo avvicinando a questo appuntamento e c'è ancora quel punto interrogativo sull'impianto di risalita Apolonio-Socrepes, che di fatto poi può incidere molto sul numero di spettatori che potranno accedere soprattutto alle gare di sci alpino femminile. Quindi siamo un po' in attesa di avere risposte definitive anche da quel punto di vista. Si sta lavorando sul piano trasporti, noi siamo impegnati con Dolomiti Bus, che è la nostra azienda, a garantire quello che è il trasporto spettatori, creando un hub di riferimento che è Longarone, dove i pullman sosterranno e poi andranno a prelevare gli spettatori negli altri parcheggi. Uno dovrebbe essere San Vito, ripeto, qualora la rotonda si possa realizzare, uno è previsto anche a Vodo di Cadore, uno ovviamente a Longarone e uno per coloro i quali raggiungono le zone con il treno a Ponte nelle Alpi. Quindi diciamo che dal punto di vista logistico si stanno perfezionando gli ultimi dettagli, soprattutto in base al numero degli spettatori che potranno accedere alle gare. Sapete che Cortina ospiterà le gare di sci alpino femminile, bob, slittino skeleton e curling, oltre a una sorta di cerimonia inaugurale del 6 in contemporanea con Milano.
Allora, Presidente Padrin, resta con me il tempo della pubblicità e poi abbiamo anche altri temi. Allora, Roberto Padrin resta con noi, un minuto di pubblicità e ritorniamo. Di nuovo in diretta Focus TG, questa edizione che appunto abbiamo iniziato con la serata ad alta tensione vissuta a Schio, con la cronaca che ci ha portato a Codevigo, di nuovo nel Bassanese per i furti, e poi appunto a Venezia, a Tessera, dove vi abbiamo documentato in diretta le tensioni tra manifestanti e forze di polizia davanti agli stabilimenti Leonardo, con la carica della polizia e gli idranti contro i manifestanti. Sul posto per noi c'erano Simone Merlo e Ilaria Marchiori. Chiaramente ci ritorneremo nel corso delle edizioni serali dei nostri telegiornali, ma ho ancora in diretta il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, con cui abbiamo fatto il punto delle opere olimpiche. Vi mostro questa foto che è relativa appunto alla mattina odierna. Non so se possiamo mostrarla, Tony, grazie infinite dalla regia. Roberto Padrin in sopralluogo con Elisa De Berti e l'amministratore delegato di ANAS Gemme sulle varianti dell'Alemagna. Presidente Padrin, le chiedo, lunedì c'è stata l'investitura di Alberto Stefani a nuovo presidente del Veneto. Si sente di lanciare un messaggio a Stefani? In questi giorni, per esempio, da Belluno si chiede spesso un assessorato alla montagna. Lo hanno chiesto le categorie produttive, Confindustria, Confartigianato, lo stanno chiedendo un po' tutti. Lei si sente di sostenere questa richiesta? E che messaggio più in generale si sente di lanciare al nuovo presidente Stefani? Penso che di messaggi il presidente Stefani ne abbia già ricevuti abbastanza, penso, in questo periodo. No, da parte mia ovviamente l'attenzione alla montagna deve essere un'attenzione che soprattutto si basa su quella che è la realtà. Cioè io vorrei un po' togliere, no, questa immagine che i bellunesi magari ogni tanto si danno di gente che si lamenta, che gente che non si accontenta. Io devo dire che noi siamo gente che oggettivamente ci troviamo a vivere in una condizione diversa rispetto a chi vive in pianura, e quindi l'attenzione per la garanzia e il mantenimento dei servizi nei nostri territori deve essere sicuramente privilegiata rispetto ad altri. Ecco perché un assessorato alla montagna significherebbe riuscire a garantire un'attenzione particolare e soprattutto a comprendere come riuscire a risolvere alcune tematiche che ovviamente non possiamo lasciare in mano solo ed esclusivamente alla Regione, ma che dobbiamo condividere insieme con la provincia, con i comuni, con gli enti locali, con il mondo economico, con il mondo sindacale, perché alla fine questo è il tema. Infatti, tra le cose che sto cercando di mettere in piedi è proprio quella di fare gli stati generali della provincia di Belluno prima dell'evento olimpico. Ci terrei a questo soprattutto perché può essere veramente un'occasione dove noi possiamo presentarci con quelle che sono le nostre debolezze, le nostre invece positività, e anche delle proposte concrete e realizzabili da portare al tavolo della Regione in questo contesto, ma anche del governo. Ma non deve essere, ripeto, un modo per dire noi, come ho detto prima, vuole essere un modo per rivendicare ciò che la montagna, di cui la montagna ha bisogno, perché è chiaro che se noi vogliamo che la montagna sia forte e consapevoli che non possiamo raggiungere quella che è l'autonomia di Trento e Bolzano, ma comunque una sorta di attenzione particolare, penso che la montagna, se la meriti, la debba. C'è poi il tema della legge 25, quella del 2014, che è applicata in parte e che purtroppo è stata anche, devo dire, messa in difficoltà dalla legge del Rio. Questo è fuori discussione, ma anche quello è un tema che secondo me va ripreso in mano con attenzione per cercare di capire quali funzioni la provincia può tornare a gestire in maniera autonoma e perché più vicina sicuramente al territorio, con quali risorse. Penso che
sarà un periodo dove ci confronteremo. Partiamo dall'esperienza di Dario Bond, che è stato consigliere regionale, fra l'altro tra i fautori proprio della legge 25, quindi sicuramente è una persona che potrà darci una grande mano e mi auguro che possa entrare in giunta. A quel punto entrerebbe in consiglio Silvia Calligaro, che rappresenta la montagna e quindi il Cadore, con tutte le problematiche che sono annesse, e poi c'è la figura di Alessandro Del Bianco, che è entrato con il Partito Democratico in opposizione, ma che sono convinto sia un ragazzo che possa sicuramente aiutarci in un confronto che deve essere leale e soprattutto collaborativo e costruttivo per il bene del territorio, perché alla fin fine tutti noi lavoriamo per il bene della nostra provincia che noi amiamo. Grazie Presidente Roberto Padrina, Presidente della provincia di Belluno, il Sindaco di Longarone. Buon lavoro davvero Padrina. In ultimissima battuta vi do lettura di una comunicazione sindacale. Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro della carta stampata scaduto da 10 anni. In questo tempo gli editori hanno investito molto poco nel prodotto nonostante le sovvenzioni pubbliche e hanno tagliato il costo del lavoro con la riduzione degli organici attraverso gli stati di crisi, mentre le retribuzioni dei giornalisti sono state colpite dall'inflazione cresciuta del 20%. I dipendenti sono così diminuiti, ma è aumentato a dismisura lo sfruttamento di collaboratori e precari pagati pochi euro a notizia, senza alcun diritto e senza futuro. Le proposte degli editori tagliando il salario dei neoassunti rischiano di esasperare la divisione generazionale nelle redazioni, non cogliendo le prospettive digitali del settore. Non ne facciamo una battaglia corporativa, pensiamo che un'informazione libera e plurale che sia controllo democratico abbia bisogno di giornalisti autorevoli e indipendenti che non siano economicamente ricattabili. Solo così potremo garantire il rispetto per i cittadini e per i lettori per l'articolo 21 della Costituzione. Chiudiamo così questo Focus TG. Grazie davvero per l'attenzione, grazie a Tony Esposito e Edoardo Paris dalla regia. Buon proseguimento su Rete Veneta.